Abbiamo ascoltato tutti con interesse la relazione del professore e amico Vanni Lobrano e in particolare, almeno io ho potuto constatare l'efficacia delle sue considerazioni su questo misto di centralismo e di federalismo che rappresenta appunto la svolta del 2001 e del 2004 per quanto riguarda la modifica della nostra Costituzione. Un discorso questo che potrebbe essere ripreso e sviluppato con riferimento alla Costituzione europea. Se è vero che appunto qualche giorno fa è stata portata in prima lettura la modifica della parte seconda della Costituzione, un altro dato è rappresentato dal fatto che venerdì prossimo sarà firmato il progetto di trattato costituzionale impropriamente chiamata appunto Costituzione per l'Europa, o comunque non felicemente rendendo le caratteristiche di questo atto, perché anche lì si annidano in questo documento elementi centralistici e elementi federalistici. Un discorso estremamente complesso, ma questo richiederebbe, diciamo così, una sessione dedicata unicamente a questi aspetti della Costituzione europea. L'importante è tenere presente questo dato perché non possiamo muoverci soltanto in chiave nazionale, ma come diceva il professor Lobrano, anche vedere i risvolti europei e internazionali. Ma io ho voluto suggerire come mio contributo per l'iniziativa di oggi, e ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, ho voluto centrare il mio intervento sulla specialità della Sardegna e le relazioni internazionali della regione, perché ritengo che i condizionamenti che possono venire dalla dimensione internazionale e al tempo stesso le opportunità che il principio di specialità offre per quanto riguarda un potenziamento di queste relazioni internazionali sia un punto che vada attentamente approfondito e che sia un aspetto spesso troppo trascurato, mentre non credo che sia solo per deformazione professionale, questo è un punto centrale, è un punto fondamentale. E io prendo le mosse per questo mio discorso proprio da una norma contenuta nello statuto vigente, lo statuto speciale della Sardegna, l'articolo 52. Piersandro sa che appunto ci siamo molto occupati nella precedente, nella 11ª legislatura di questo tema, e siamo riusciti anche dopo 50 anni ad avere le norme di attuazione. Ora, questa norma che dice che la Sardegna è rappresentata nell'elaborazione dei progetti di trattati di commercio in quanto riguardino questioni di interesse particolare per la Sardegna, è una norma che da un lato noi abbiamo unica regione italiana nel nostro statuto. Nessuna regione, neppure quelle a statuto speciale degli anni 48 e seguenti, poteva vantare una norma analoga, cioè questo potere che era stato riconosciuto alla Sardegna di essere presente nella delegazione italiana quando si discutevano di questioni commerciali internazionali per i riflessi che questo avrebbe avuto sull'economia della Sardegna. Una norma appunto così un po' formulata riduttivamente, ma che aveva un significato veramente profondo, cioè quello che si riconosceva che c'erano dei riflessi alle norme e alla condizione economica e sociale della Sardegna per quello che poteva avvenire dal livello internazionale, e ancora nel 48 non c'erano stati questi condizionamenti che poi abbiamo avuto nel corso degli anni 50, 60, 70 e via discorrendo, e quindi bisognava garantire in qualche modo la specialità della Sardegna contro questo assalto dall'esterno, questi condizionamenti dall'esterno.
Al tempo stesso, però, questa norma, per il modo in cui non è stata applicata, prima per 50 anni completamente trascurata, e poi, ahimè, pur essendo noi riusciti ad avere le norme di attuazione, nella inattuazione delle norme di attuazione, perché queste norme che riconoscono al Presidente della Regione di sedere a fianco del capo della delegazione italiana nelle trattative non ha trovato applicazione. Voi mi direte, ma com'è possibile se prima l'ostacolo è rappresentato dalle norme di attuazione mancanti? Ebbene, lì c'è un problema politico di incapacità della Regione di applicare e di invocare e di far sì che le norme che si indirizzano all'istituto regionale trovino una corretta applicazione. Con argomenti speciosi, pretestuosi, il Ministero degli Esteri ha sostenuto che malgrado le norme di attuazione noi non possiamo partecipare a questi negoziati. Con argomenti assolutamente pretestuosi e infondati, ma appunto la Regione non ha saputo replicare. Perché dico questo? Dico questo perché la specialità che ci viene riconosciuta in questo campo e che avrebbe potuto essere per noi uno strumento importantissimo, anche perché avremmo potuto presentarci nell'intera realtà mediterranea come l'unica regione portavoce di tutti gli interessi delle autonomie locali e regionali, si è trasformata per la nostra incapacità a dare attuazione in questa norma in una realtà che ci penalizza, perché chi non sa fare uso di una precisa norma che è stata ottenuta e che riconosce un certo status alla regione Sardegna, vuol dire che è talmente incapace che poi gli si può fare qualunque cosa, perché accetta supinamente imposizioni e decisioni anche assolutamente prive di senso. Ecco, questo è, secondo me, questo articolo 52 per i due aspetti estremamente indicativo del discorso che vorrei svolgere. Un discorso che riguarda anche il livello internazionale, perché in sintesi ci sono delle norme a livello internazionale europeo che possono essere utilizzate per esaltare la nostra specialità, ma nel momento in cui ancora una volta non sappiamo farne uso, queste norme a noi favorevoli si ritorcono contro di noi, perché appunto una regione che non sa farsi valere, che non sa far sentire la sua voce, allora vuol dire che è una regione in cui ci sono degli inetti, degli incapaci, e quindi qualunque azione, qualunque prevaricazione è giustificata nei loro confronti. Quindi ecco, situazioni che possono essere di grande favore e di rafforzamento della nostra specialità possono, se appunto certe norme non sono applicate, ritorcersi contro di noi e penalizzare la nostra specialità e rischiare di farla sparire totalmente e anzi farci regredire dopo le altre regioni a statuto ordinario. Questo è il discorso che io vorrei sviluppare con riferimento alle relazioni internazionali. E appunto, anche se in questo progetto di Costituzione europea, in questo trattato costituzionale che verrà firmato il 29 di ottobre, ci sono degli elementi centralistici di cui non si può non tenere conto, ci sono peraltro rispetto almeno ai precedenti trattati europei delle indicazioni interessanti che però devono essere sfruttate opportunamente perché diversamente appunto le conseguenze sono quelle che enunciavo poc'anzi. E vi leggo soltanto un paio di queste disposizioni. L'articolo 3 della prima parte, che è la parte che enuncia i principi fondamentali, dice: l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila
sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. L'articolo 5 dice poi: l'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Sono disposizioni che non c'erano nei precedenti trattati e soprattutto oggi le troviamo addirittura tra i principi fondamentali della Costituzione europea. Mi si dirà, ma questo non riguarda soltanto la Sardegna, riguarda tutte le autonomie regionali e locali. Benissimo, e infatti bisogna che la Regione, pur avendo questo statuto di specialità, non si isoli e non perda i raccordi con tutte le altre realtà regionali e locali europee. Però nel momento in cui si insiste sulla diversità come valore da salvaguardare e anche sulle norme costituzionali relative al sistema delle autonomie regionali e locali che tutelano questa diversità, voi capite che indirettamente ma indiscutibilmente la Costituzione europea ci dice chi è più diverso ha diritto, ed è nell'interesse dell'Europa che ciò avvenga, di trovare una tutela e una valorizzazione di questa diversità. Quindi appunto se uno per la sua diversità appunto ottiene questo riconoscimento di una specialità già dal 1948, questa diversità deve essere particolarmente tutelata proprio perché l'identità culturale dell'Europa si fa proprio sulla base della valorizzazione delle identità culturali. Le più pronunciate sono meritevoli di attenzione diversa e particolare. Quindi ecco, in questo senso, senza voler cercare delle norme che riguardino proprio le regioni a statuto speciale, possiamo trovare un primo ancoraggio, diciamo così, nel dato, nella realtà europea. C'è poi l'articolo che è stato commentato più o meno correttamente negli scorsi anni, che è il principio, l'articolo 158, ora cambierà nella numerazione del progetto di Costituzione, che riconosce il principio di insularità. L'insularità significa che le situazioni diverse perché proprie di realtà in cui vi sono degli svantaggi strutturali permanenti hanno diritto a regole diverse. Certo, lì non si guarda con riferimento al principio di insularità necessariamente agli statuti, alle norme fondamentali, ma ecco, c'è quest'idea della diversità delle regole che è giustificata con riferimento alle norme europee e quindi appunto non soltanto alla questione dell'obiettivo 1, ma qualunque regola europea deve trovare dei correttivi se ignora questo principio di insularità e quindi l'esistenza di svantaggi strutturali che richiedono degli adattamenti a regole previste per chi non ha questi svantaggi. Quindi per esempio delle deviazioni, delle deroghe al principio di concorrenza che invece rappresenta appunto così il Vangelo per tante decisioni appunto prese a livello europeo. Ma naturalmente il principio di insularità contenuto in un trattato che deve essere rispettato da tutti e non soltanto dall'Unione, interessa anche lo Stato, riguarda anche lo Stato è tenuto a rispettare il principio di insularità, quindi di tenere conto di queste diversità proprie di una regione che soffre, questa è l'espressione del trattato, di svantaggi strutturali permanenti
e che quindi devono restare tali. Allora, se noi leghiamo il discorso sull'insularità a queste regole degli articoli 3 e dell'articolo 5, che leggevo poc'anzi, noi abbiamo un sistema abbastanza articolato di principi a livello di Costituzione europea al quale noi possiamo fare riferimento per ancorare, per così dire, la nostra specialità. Ci sarebbe poi, ma il discorso sarebbe lunghissimo, da approfondire le implicazioni del principio della identità culturale delle diverse realtà esistenti non soltanto nell'Europa comunitaria ma in tutta l'Europa, e questa identità culturale come valore da salvaguardare noi lo troviamo in una serie di documenti, di atti anche vincolanti della stessa Unione Europea, del Consiglio d'Europa, con convenzioni internazionali sulla tutela delle minoranze linguistiche, delle minoranze nazionali, con la Carta delle autonomie regionali e locali, una serie di atti internazionali importanti che affermano il principio secondo cui in quei paesi in cui esistono delle minoranze, quindi dei raggruppamenti, delle realtà, delle popolazioni o dei popoli, se vogliamo, che presentano delle diversità rispetto alla maggioranza della popolazione, questa diversità è un valore da salvaguardare, da valorizzare, e il principio della tutela delle minoranze non è più un problema di salvaguardia dei diritti individuali, ma è un problema di valorizzazione dell'identità del gruppo minoritario, e si arriva addirittura a dire che la valorizzazione di questa identità culturale comporta anche la valorizzazione del ruolo che gli istituti autonomistici esistenti a livello di questa comunità minoritaria devono essere valorizzati, devono svolgere un ruolo, devono essere potenziati. Quindi anche su questo versante, in ambito internazionale, troviamo delle sicure garanzie, un ancoraggio preciso al principio di specialità, che non è più, non lo era neppure nel 1948, un privilegio, come alcuni leghisti continuano a dire, nei confronti delle realtà come quelle della Sardegna, che andrebbero quindi cancellati questi privilegi. Ma oggi è comunque un principio riconosciuto a livello internazionale, e quindi lo Stato, anche se volesse annullare la nostra specialità, contravverrebbe a quelli che sono gli obblighi internazionali assunti, gli obblighi a livello europeo, a livello comunitario. Allora, questo naturalmente sarebbe un discorso molto complesso, aggiungerei qualcosa su atti e norme a livello comunitario che non sono, o a livello anche di Consiglio d'Europa, che non sono al rango di norme costituzionali dell'Europa, ma rappresentano pur sempre degli atti vincolanti che prevedono appunto lo sviluppo della cooperazione tra regioni di frontiera, che prevedono lo sviluppo della cooperazione decentrata sempre tra regioni, attività internazionali delle regioni, e soprattutto direi, anche se ci sono dei limiti in queste norme, in questi riconoscimenti, noi verifichiamo questa progressione che c'è. Nel 1957, all'atto della firma dei trattati di Roma, non c'era niente, le regioni erano considerate soltanto come delle aree economico-sociali, oggi hanno un ruolo importante attraverso una progressione che è assolutamente incontestabile. Allora, ecco, e passo rapidamente alla seconda parte del mio intervento. Che cosa si dovrebbe fare da parte della Sardegna e che cosa si è fatto? Io comincio col dire
ma poi lascio a Piersandro Scano sviluppare questo argomento, che la prima cosa da fare è elaborare un nuovo statuto speciale che tenga conto di tutte le trasformazioni che ci sono state in questi ultimi 50 e passa anni, e soprattutto uno statuto speciale in cui vengano inseriti questi richiami, questi riferimenti, queste connessioni con questi principi che abbiamo a livello internazionale. Non c'è nessun richiamo, come non poteva esserci appunto a questa dimensione internazionale ed europea, e questo raccordo, questo ancoraggio della nostra specialità, il fatto che questa specialità sia basata su principi adottati a livello internazionale, deve essere una delle strutture portanti del nostro statuto speciale, proprio per contrastare la tesi che tutti hanno diritto allo stesso status nello Stato italiano. Quindi questo principio, ovviamente con dei richiami anche precisi alle relazioni internazionali della regione. Mi riferisco ancora una volta all'articolo 52, l'articolo 52 che si badi la riforma costituzionale del 2001 non poteva e non ha annullato, perché appunto quelle che erano le norme più garantiste, diciamo così, preesistenti non sono state modificate dalla riforma costituzionale, ma io direi, proprio per gli sviluppi che ci sono stati, questo articolo 52 andrebbe riscritto e rafforzato.